inizio qui dopo, il conduttore del telegiornale di UTG. Ci siamo quindi UTG.net, se non lo conoscete approfittate, UTG.net, lo trovate su Facebook, non è pubblicità. È una televisione che nasce sul web, di streaming, fa dei numeri molto importanti in Sardegna ormai. Anche la Sardegna vive questa transizione, diciamo, dalla carta stampata, dai canali lineari della televisione, alle altre fruizioni dei media. Quindi un giornalista giovane e un canale web. Sì, allora vi invito a fare un applauso innanzitutto per le cose da stasera, che dire, in precedenza mi è capitato di presentare diversi personaggi, ma non mi era mai capitato di essere presentato da Renato Sole. Perciò c'è la prima volta per tutto. Dunque, bando alle ciance, prima di cominciare facciamo un piccolo avviso. Sappiamo bene che in questo genere di momenti circa l'80% delle persone si ritrovano ad avere un pelo di paura, diciamo, di esporsi con delle domande dirette, chi più chi meno, diciamo. Per l'occasione abbiamo quindi deciso, se vi fidate di me che rispetterò il vostro anonimato, di attivare un numero che dovrebbe comparire a momenti di sovraimpressione, un numero WhatsApp che vi permetterà di rimarrà attivo per tutta la conferenza. Mentre noi parliamo, qualora abbiate delle domande e non vogliate esporvi, le potete inviare. Io al termine del momento di discussione con il dottor Suru controllerò il cellulare e riporterò le vostre domande senza nome e cognomi, in modo che così voi siate preservati, diciamo, la vostra identità sia preservata. Dunque, se volete esporvi, non ho niente in contrario, anzi. Dunque, il numero lo vedete? Sì, perfetto. Direi di cominciare. Sono giorni, voglio dire, particolari. Di solito si comincia con una domanda a piacere, però oggi non è questo quel giorno, purtroppo. La domanda che farò è schietta, perché è una domanda che penso che sia venuta a tante persone. Il centro-sinistra pochi giorni fa ha annunciato che non ci saranno le primarie. Lei qualche tempo prima, più riprese in realtà, perché l'ho seguita anche negli ultimi convegni che si sono tenuti in giro per la Sardegna, l'ultimo a Carbonia, in precedenza però anche i nostri microfoni avevano annunciato che si sarebbe forse buttato, se mi concede il termine, alle primarie. La domanda è: qual è la situazione attuale? Intanto l'altro giorno non si è pronunciato il centro-sinistra, forse si sta riferendo appunto alla riunione del PD, e peraltro ha approvato un documento è scritto, abbastanza chiaro, non dice che non ci saranno le primarie. Microfono. Anzi, che le primarie, ricorda che le primarie sono lo strumento principe per la selezione dei candidati alle posizioni apicali. Poi dice anche che l'unità della coalizione è estremamente importante per vincere le elezioni. Per cui vive questo dilemma, oddio, unità della coalizione o tener fede anche allo spirito del PD, ma anche di partiti del centro-sinistra. Penso ai progressisti di Nichi Vendola, dell'ex sindaco di Milano, di Massimo Zedda di La Birra, che ha vinto le primarie la volta scorsa. È una storia di primarie, peraltro di primarie vinte, quindi non penso che possano essere contro le primarie anche loro. Così come mi sembra proprio paradossale che un partito che è nato con l'idea a cui io non ho mai creduto di democrazia diretta, uno vale uno, clicker, decidiamo tutto, anche persino i progetti di legge, li decidiamo insieme ai singoli cittadini. Allora adesso si pongano in maniera così preclusiva nei confronti delle primarie e pensano che invece le candidature possano essere gestite all'interno di un strettissimo gruppo dirigente. Non è più quel tempo è finito, il mondo è aperto. Questi giorni persino
il Papa parla di una Chiesa in uscita, dà questo titolo al Sinodo dei Vescovi che vengono da tutto il mondo, una Chiesa in uscita e non rintanata su se stesso. E la politica può vivere come secoli fa, io credo che non è possibile. Quindi io semplicemente sto proponendo un'idea di Sardegna, un progetto di Sardegna per i prossimi anni, lo propongo al centro-sinistra e mi sento candidato alle regionali. Direi che l'ultima frase, come dire, elimina qualsiasi dubbio, l'ultima frase con cui ho chiuso il discorso. La domanda però è, nel caso in cui, mi chiedo, e questa è l'ultima domanda, poi passiamo oltre, nel caso in cui il PD, ma più in generale in Sardegna, il centro-sinistra dovesse, come dire, ancora attendere, lei quanto può attendere prima di... Io ho smesso di attendere, infatti sono qui anche oggi, sarò la settimana prossima a Nuoro, che è in un'altra città della Sardegna, quindi io sono in viaggio o in cammino, come si dice in questi casi, sto cercando di parlare ai sardi, di uscire dalle tane, e quindi non c'è più la stagione delle elezioni regionali, è ormai iniziata. Quella dei tavoli è finita, io credo, continuano a discutere, ma come detto, io mi sento candidato alle regionali, con un progetto che voglio portare avanti, che voglio presentare ai sardi. La mia storia è una storia di centro-sinistra, quindi la presento principalmente alla coalizione di centro-sinistra. La presento anche a chi nel passato non ha fatto parte della coalizione di centro-sinistra e la presento soprattutto a quel 50% anche di cittadini sardi che state andando a votare e che sta seguendo una curva di costante e preoccupante declino. Io credo che più si lavori, più si vada a parlare, più si stimoli dibattito, discussione e anche confronto aspro qualche volta. È tutta una cosa che serve a richiamare le persone al fatto che c'è la politica, che è il luogo dove si decide comunque della vita di tutti noi, dei servizi, della scuola, del lavoro, dei diritti, dell'aspirazione di ciascuno a vivere serenamente con se stesso, con la propria famiglia. È una cosa che ci riguarda tutti, a volte la frustrazione ci porta a dimenticarlo, ma non è più il momento di battere la frustrazione, non è più il momento di richiudersi in se stessi, è il momento di vincere questa stanchezza e quindi di rimettersi in moto. E io mi sento la forza, la volontà, lo stimolo, la passione per farlo. Possiamo andare avanti a snocciolare, diciamo, gli argomenti singoli che più ci stanno a cuore. Nello specifico, penso alla situazione attuale della Sardegna, forse dell'Italia. Siamo in un momento in cui usciamo, a parte dalla pandemia, al netto dei numeri che mutano di giorno in giorno, siamo anche in un momento in cui c'è tutta una guerra in corso in territorio europeo, si parla di crisi, una parola che in realtà si sente dagli anni 70, visto che Celentano in Svalutation parlava di crisi, non so se vi ricordate. In ogni caso, mentre tutti parlano di crisi, mi ha incuriosito, diciamo, un suo intervento di 2 settimane fa, se non sbaglio, in cui lei appunto dice che anche se è un momento di difficoltà si preannuncia un momento di rinascita, di ripresa, citando anche gli strumenti ideali. Quali sono, giusto per, come dire? Sì, è interessante, insomma, perché naturalmente vediamo i disagi, le sofferenze, i bisogni, la situazione terribile di alcuni aspetti della vita quotidiana.
Però perdiamo di vista anche eventualmente la possibilità di riscatto, di ripartenza, scenari nuovi che si stanno aprendo dovuti a una mutata coscienza ambientale, a nuove tecnologie di produzione di energia oppure nuove tecnologie digitali, eccetera. Quindi che rischiamo di non vedere. Quello che sta accadendo è una crisi, certo abbiamo avuto una pandemia, sembrava che il mondo fosse in pericolo, ce ne siamo dimenticati, ma abbiamo vissuto veramente degli anni terribili che quasi sembra di non riconoscere. È entrato in crisi il pianeta, alcune aree sono ancora profondamente in crisi, altre si sono sollevate più velocemente. A fronte di questa crisi, che nasce come una crisi sanitaria, poi è diventata una crisi sociale, ma poi una crisi economica fortissima, l'Europa si è dato un obiettivo, no? di ripartenza, quindi un progetto di resilienza, resistere fin tanto che c'era da resistere, ma anche di ripartire. E non si è accontentata solamente di ripartire, dice ripartiamo, ma non per percorrere le strade del passato, ripartiamo imparando anche dal passato, no? E quindi immaginando strade nuove, e quindi ripartire, ma per che cosa? Per costruire l'Europa della nuova generazione, come dice Next Generation Europe. Ripartiamo, usciamo da questa crisi, basta stare rintanati a lamentarci, è ora di ripartire, e nel ripartire immaginiamo l'Europa del futuro, l'Europa della prossima generazione. E attorno a quello, attorno a quest'idea declinata in alcune idee forti, ne nascono tutti i piani di intervento dell'Unione Europea per stimolare la crescita, superare la recessione che abbiamo subito, stimolare la crescita, tornare a creare nuovi e migliori posti di lavoro. La politica europea è da diversi anni che è molto chiara, almeno dai tempi del Trattato di Lisbona, nel 2001 mi pare. I capi di Stato e di governo si incontrarono e definirono la loro volontà di creare un'Europa più forte, l'Europa della conoscenza, del sapere, delle tecnologie, un'Europa che attorno al sapere, attorno all'intelligenza umana, all'istruzione, sarebbe stata capace di creare nuovi e migliori posti di lavoro, capace di creare l'economia più competitiva del pianeta. È un'economia rispettosa dell'ambiente, capace di restituire l'ambiente in una situazione persino migliore in cui l'abbiamo trovato nella mia generazione, restituirla al futuro. È un'Europa finalmente più inclusiva, capace di rendere ancora più forti le sue politiche di integrazione, le sue politiche di convergenza, fare in modo che le zone più povere diventino sempre più simili alle zone più ricche del nostro continente. Inclusione vuol dire non lasciare nessuno indietro, senza un lavoro, senza assistenza, lontano dall'assistenza sanitaria o lontano dalla possibilità di formarsi meglio, di rendersi occupabile. Insomma, un'Europa non solo pensata, diciamo, per i più forti, ma un'Europa pensata e che ha strettamente a cuore anche per chi ha bisogno di più aiuto, di una mano. Quella formula europea dei primi anni del 2000 era una formula difficile, ma diceva le cose che oggi l'Europa dice in maniera più semplice. Ha iniziato a dire: vogliamo un'Europa più verde, più smart, più inclusiva. Ha fatto una bellissima riassunto. E oggi ancora dice questa cosa in maniera diversa. Dobbiamo promuovere la transizione verde, ecologica. L'Europa mette in un cappello, richiamando la frase famosa di Roosevelt che parlava di New Deal. L'Europa dice: dobbiamo promuovere un grande Green Deal europeo. Quindi attorno alla transizione ambientale, attorno alla transizione digitale, attorno alla possibilità di maggior coesione
si può costruire, insomma, l'Europa del futuro. I punti sono sempre questi, sono questi i punti che hanno guidato i fondi infrastrutturali europei, quelli di cui tutti sappiamo, i POR cosiddetti, no? I fondi per le infrastrutture, il Fondo Sociale Europeo, il Fondo per lo Sviluppo Rurale, ma questi stessi concetti guidano anche i fondi per le aree, dei fondi di sviluppo e coesione, che sono i fondi che lo Stato, ogni Stato membro si è impegnato a fornire insieme alle risorse europee. Quindi i fondi strutturali europei, i fondi di sviluppo e coesione e finalmente i fondi del PNRR. E anche questi sono tutti, naturalmente non poteva essere diversamente, quasi con le stesse parole d'ordine. Il PNRR è basato su 6 parole e anzi dice la transizione digitale, almeno il 20% delle risorse vanno messe lì, la transizione verde, almeno il 35%, 40% delle risorse vanno messe lì, poi promuovere la mobilità sostenibile nelle strade, nell'aria, nel mare, quindi investire sulla mobilità sostenibile, investire sulla partecipazione, quindi su una democrazia più partecipativa, più vicina alla gente, capace di tenere le persone vive, attente alle politiche che vengono attuate per loro conto. E poi naturalmente più inclusiva e più istruita, creare ancora oggi, in parole diverse, una società della conoscenza dove ognuno fa quello che può, naturalmente tutto è importante, qualunque tipo di istruzione, e certo l'istruzione tecnologica manca soprattutto in Italia, l'istruzione tecnica manca soprattutto in Italia e anche in particolar modo in Sardegna, però ogni tipo di istruzione, ogni tipo di sapere, ogni tipo di capacità, fare in modo che nessuno sia senza un bagaglio così importante che garantisca l'indipendenza. Per terminare, chiedo scusa, l'ho fatta troppo lunga. Ci sono una marea di risorse, perché d'altronde stiamo uscendo da questa recessione e c'è un impegno straordinario, più straordinario dei tempi della rinascita, ai fine anni 50-60, perché ci sono risorse straordinarie italiane, risorse straordinarie europee e risorse straordinarissime europee. Per la Sardegna, nei prossimi 4 anni, direi 3 anni e mezzo ormai, ci sono da spendere 8 miliardi e 300 milioni. È poco, tanto. Il paragone è che negli anni precedenti, nella stagione di programmazione precedente, nel sessennio precedente, erano circa 4 miliardi e 3. Vuol dire che nei 6 anni precedenti c'erano 4 miliardi e 3. Adesso sono raddoppiati, 8 miliardi e 3. E chi li spende quei soldi? Visto che negli anni precedenti ce ne sono circa 2 miliardi e mezzo in cassa. La Sardegna soffre, la sanità è allo sbando, la mobilità è quella che è, il lavoro è quello che è, le scuole sono quello che sono. E ci sono 2 miliardi e mezzo in cassa. E quando arriveranno questi soldi che la facciamo? Diciamo scusa, rimandali indietro che non so che farne, abbi pazienza, non li so spendere. E non solo bisogna spendere, perché spendere può essere anche relativamente facile, ma spenderli per fare cosa? La programmazione europea ci dice esattamente che cosa devi fare, ma avere un'idea complessiva, avere una serie di progetti chiari, avere un'idea di cose nette da fare per disegnare una Sardegna diversa, è una cosa molto differente rispetto a fare la lista della spesa e riempire un carrello. Questo è il problema. Allora, intanto devo dire che le linee sono calde. Ma faccio lunga, No. lei deve
italiani. Vedo che stanno arrivando tanti messaggi, se può interessare, vi invitiamo, per chi è arrivato strada facendo, il numero di sovraimpressione per fare domande che poi io vorrei anche dire una cosa, ho fatto la cortesia e il piacere di venire rappresentante degli studenti universitari, Federico Sias, credo che sia il segretario degli studenti universitari di Cagliari, quando vorrà si avvicina e chiede la parola e noi gliela diamo volentieri. Alla fine giustamente cerchiamo di impegnarci per loro. Sullo stesso argomento, cosa si intende? Faccio una domanda più precisa. Quando diciamo che in Sardegna siamo tornati all'obiettivo 1, l'Unione Europea ma lo sanno tutti, per l'Unione Europea ha l'obiettivo di creare maggior coesione, no? E di fare in modo che la regione più povera d'Europa non sia enormemente distante dalla regione più ricca. Non ci può essere un senso di comunità se siamo così diversi da loro. Quindi le politiche di coesione. E per promuovere questa coesione l'Unione Europea appunto raccoglie i soldi dagli Stati membri e li spende principalmente in questo, nelle politiche di coesione, attraverso i cosiddetti fondi strutturali. E come li spende? A chi li dà? Naturalmente li dà alle regioni più distanti, diciamo, da un livello medio di sviluppo e quindi da un reddito pro capite medio europeo. Le regioni più distanti, quindi più povere, chiamiamole così, sono quelle che un tempo si chiamavano in obiettivo 1, oggi le chiamano in convergenza, che hanno bisogno di convergere. E poi ci sono quelle che invece sono ancora distanti, però hanno la possibilità, si stanno avvicinando. Un tempo erano in obiettivo 2, quindi sono in transizione, si stanno muovendo da quelle più povere a quelle in condizioni migliori, in transizione. E poi ci sono le regioni più ricche che non è che non abbiano bisogno di nulla, ma hanno bisogno di rimanere competitive come già sono. Quindi prima si chiamava obiettivo 3 e comunque oggi si chiama competizione. Quelle che hanno bisogno di convergenza, quelle che sono in transizione, quindi stanno migliorando, e quelle che devono stare dove sono, devono continuare a competere. La Sardegna era in transizione, aveva superato il momento peggiore, aveva quindi un reddito pro capite, dei parametri che la avvicinavano verso un percorso di uscita dal ritardo di sviluppo. Purtroppo le statistiche dei 3 anni precedenti, il 2021, che è quando poi è iniziata la nuova programmazione, hanno detto che eravamo tornati indietro. Siamo tornati indietro e quindi siamo tornati all'obiettivo 1. E anche per questo abbiamo più fondi a disposizione. Bella domanda, mi stavo dimenticando di dirla. Abbiamo più fondi a disposizione purtroppo, perché siamo tornati indietro, siamo più poveri e abbiamo necessità di fare più cose. Abbiamo maggior fondi a disposizione perché anche i fondi statali per lo sviluppo e la coesione sono cresciuti per lo stesso motivo, perché sono cresciuti per uscire dalla recessione, e poi i fondi del PNRR. I fondi del PNRR, io ho detto, ho fatto una cifra, in totale 8 miliardi e 300 milioni, e tiene conto di alcuni fondi che sono già stati stanziati per la nostra regione, anche se saranno gestiti totalmente da Roma. La Sardegna non dovrà nemmeno mettere una firma. Sono i fondi per esempio per l'infrastrutturazione ferroviaria, dove c'è un soggetto attuatore che è Rete Ferroviaria Italiana, RFI. Oppure l'altro soggetto attuatore è Avanoa per dei lavori sulle infrastrutture del sistema idrico e altri grandi progetti di questo genere. Ma il PNRR è estremamente di più di tutto questo, è fatto di tutta una serie di bandi, di gare, sempre su questi temi, inclusione, di transizione digitale, la scuola, l'innovazione e la ricerca, i temi di cui abbiamo già parlato, che sono a bando. Noi o animiamo la comunità sarda, le organizzazioni sindacali, le organizzazioni dei datori di lavoro, le scuole, i comuni, o animiamo la società sarda in maniera proprio vitale, altrimenti la società sarda parteciperà pochissimo e questi fondi verranno
verranno presi e sfruttati da altre comunità. Quindi questi soldi possono essere persino ben di più se ci muoviamo e soprattutto se abbiamo un progetto, una visione generale coerente delle cose da fare e se sappiamo da subito che cosa vogliamo fare e se garantiamo che le cose che promettiamo sono esattamente quelle che vorremmo fare e che faremo e che difenderemo fino alla fine. Ne parlavamo qualche giorno fa. Scusate, io apprezzo anche se non applaudiamo, così ci manteniamo più concentrati. A questi fondi di cui abbiamo parlato vanno aggiunti dei fondi del tutto speciali che riguardano la transizione dall'energia da combustibili fossili all'energia da fonti rinnovabili. Succede, no? Abbiamo degli obiettivi entro il 2030 e poi entro il 2035 ne abbiamo altri, quindi c'è proprio questa transizione. La Sardegna è interessata, soprattutto il Sulcis, è interessato anche l'area di Portovesme, di Porto Torres, dove ci sono le centrali a carbone. Ma in maniera del tutto straordinaria le risorse per la transizione da combustibili fossili verso le fonti rinnovabili in maniera straordinaria vengono convogliate verso il Sulcis e la provincia di Taranto. Il Sulcis avrà 370 milioni di euro da spendere nei prossimi anni perché deve far fronte comunque alla chiusura della centrale a carbone, della centrale Eleonora, una riconversione di produzione di energia da altri fonti, una riconversione anche dell'economia, perché comunque quella centrale, quell'area lì sono i maggiori datori di lavoro nel Sulcis. E il Sulcis ha anche delle statistiche debolissime, mi dispiace persino dirlo, forse è l'ultima in Italia nella statistica dei cosiddetti NEET, quelli ragazzi giovani che non sono né a scuola né in percorsi di formazione né al lavoro. Quindi giovani, diciamo, non inclusi, non sono esclusi, sembra vero, e candidati veramente a essere esclusi anche da grande nel proseguo della loro vita, quindi in una condizione non accettabile. Quindi il Sulcis ha delle cose da fare e anche per questo ha queste risorse straordinarie. A oggi non è stato impiegato un euro di quelle risorse, non è stato nemmeno programmato, non ne sappiamo, non fa parte del dibattito pubblico della Sardegna. Quello che sappiamo per certo è che ci sono 2,5 miliardi di euro in cassa. Quindi figuriamoci se siamo pronti a spendere le risorse che dobbiamo spendere per le cose che sappiamo che devono essere fatte. Voglio battere il ferro finché è caldo, contravvenendo il fatto che le domande le leggiamo dopo, però ce n'è una che secondo me è molto utile. Ci sono 8 miliardi di euro da spendere, chiedono dal pubblico. Non pensa che la macchina burocratica che provvede a distribuire i soldi sia un impedimento oggettivo alla spesa e che sia necessaria una vera ed efficace riforma volta alla semplificazione? Assolutamente sì, sfonda porte aperte questa domanda. Nel passato la Sardegna credo sia l'unica regione, noi parliamo di tanto, ogni tanto siamo un pochino, diciamo, anche eccessivi nella nostra autorappresentazione, no? Un po' qualche volta valenti, dobbiamo modificare questo, dobbiamo modificare quest'altro, eccetera. Però c'è una cosa che tutte le regioni italiane hanno potuto fare autonomamente, ed è la loro legge più importante, la legge statutaria in cui in qualche modo la regione cerca di definirsi, si dà una forma di governo. Noi oggi stiamo pedissequamente accettando la legge elettorale che è stata proposta, ma si potrebbe persino modificare. La forma di governo con l'elezione diretta del Presidente, il ruolo della giunta regionale, il numero degli assessorati, la partecipazione
del genere meno presente, e naturalmente oggi è il genere femminile, quindi la partecipazione delle donne nelle cariche istituzionali o anche persino nelle posizioni di dirigenti negli uffici pubblici, e la legge sul conflitto di interessi. Tutta questa roba qui è una cosa che non esiste in Sardegna, semplicemente perché non l'abbiamo voluta fare, o meglio, una volta è stata persino approvata, ma il giorno dopo gli stessi consiglieri regionali che l'avevano approvata hanno detto: no, sai che c'è, facciamo il referendum, quel genere di referendum dove non si raggiunge mai il quorum, e quindi il governo nazionale si riorganizza ogni volta secondo anche le sue priorità, secondo le politiche che ritiene importanti, secondo anche le necessità del momento, le urgenze del momento. Si riorganizza i suoi ministeri, ridefinisce le competenze. Qualunque città, la città di Cagliari, decide entro un massimo come dare le deleghe, quanti assessorati, come mischiare le deleghe, eccetera, eccetera, come attribuire le deleghe, eccetera, eccetera. E noi siamo ancora a una specie di organizzazione ministeriale degli anni 60, con delle deleghe mal distribuite, con un numero di assessorati secondo me eccessivo, con delle cose fondamentali, per esempio, ancora non chiarite. Luciano Uras qui ne abbiamo parlato nel passato. Chi approva i piani in regione? In regione non si sa se il piano è un'attività legislativa o un'attività regolamentare, quindi se è una cosa che devono fare il Consiglio regionale o se le fa la Giunta. Il Consiglio regionale i piani non le fa, non ha gli strumenti per farli, per cui la Giunta fa i piani per essere disattesi il giorno dopo, che sono il piano forestale o il piano d'assetto idrogeologico o cose fondamentali, o il piano dei rifiuti, o il piano energetico, o il piano dei trasporti. Sono tutte cose che stanno lì in un limbo, che poi non diventano cogenti, non diventano patrimonio comune della pubblica amministrazione sarda, perché non hanno una forma maggiormente cogente, una forma di legge. Il governo, come risolve questa cosa? Con le cosiddette leggi delega, no? Delegano a un certo punto, il Parlamento delega il governo su certi ambiti molto tecnici, secondo un indirizzo, secondo dei principi, secondo degli obiettivi a normare. Ora ci può piacere, non ci può piacere, può essere un modo, forse ce ne sono altri, però sono discussioni che vanno fatte e non messe sotto il tappeto e lasciate così all'incuria generale, perché poi ne discende quello che ne discende sui nostri trasporti interni, sui nostri trasporti con l'esterno, ne discende quello che ne discende sulla politica energetica, e quindi il modo anche oggi con cui affrontare questo fenomeno dilagante delle richieste speculative attorno al sole e al vento della Sardegna. Quindi occorre riorganizzare la Sardegna? La regione? Sì. Occorre approvare la legge statutaria. Io credo che debba essere approvata immediatamente, saperlo, il giorno 1. C'è un testo, ok, lo riguardiamo, la Giunta lo propone, il Consiglio lo modifica, decide, ma si decide e si approva. Il giorno dopo si può modificare finalmente l'organizzazione della regione. Gli addetti ai lavori sanno, si chiama la legge 1, mi pare di parecchi decenni fa, quindi un'organizzazione molto superata. Torna alla legge di organizzazione della regione, c'è la legge sul personale della regione, sul personale dirigente della regione, la legge 31 cosiddetta, che dà le funzioni, la responsabilità, le competenze, eccetera, eccetera. Una legge enormemente superata, fatta in un momento storico diverso, per esempio non c'è sanzione per chi non fa la sua parte, oppure il direttore generale di un assessorato non ha la possibilità di sostituire un dirigente che tiene fermo una cosa, oppure di sostituirlo nel completare una pratica che uno lo tiene all'infinito. È bloccata questa roba qui.
Quindi c'è da rifare immediatissimamente, perché è giusto, non si spenderanno i soldi, non si faranno le cose. C'è da fare immediatamente una nuova legge che fonda insieme la legge di organizzazione, la legge 1, la legge del personale della regione, la legge 31 e questa strampalata legge che hanno fatto l'anno scorso, mi pare 2 anni fa, che ha nominato una specie di segretario, il segretario generale l'hanno chiamata la legge sugli staff nella stampa passata. In effetti ha ingigantito il numero di persone creando ancora maggiore burocrazia, poi è talmente gigante che non sono nemmeno riusciti a riempirli quei posti, anzi credo che sia di qualche settimana fa che finalmente è arrivato il direttore generale della programmazione, cioè davanti a questa montagna di soldi è rimasto per mesi vuota la responsabilità del direttore generale del centro regionale di programmazione. Il centro regionale di programmazione che deve coordinare la spesa di questa montagna di soldi è rimasto lì vuota per mesi, non saprei dire, è rimasto è ancora vuota. Il direttore generale dell'assessorato agli affari generali, che in Sardegna ha la responsabilità della cosiddetta agenda digitale, altro che transizione digitale, non c'è nemmeno il direttore generale. E i soldi sono lì, capito? Ma al di là dei soldi, i bisogni sono lì, la possibilità di dare una risposta sono lì, la possibilità di avere una Sardegna moderna al servizio dei cittadini, delle imprese, di chi lavora, di chi ha bisogno di prenotare qualcosa, lo vorrebbe fare da casa, perché ormai si è abituato a prenotare, a comprare un biglietto aereo, invece non riesce a farlo. La Sardegna è veramente inchiodata, legata, incatenata. E bisogna insomma liberarla. Allora, io non voglio interrompere, non si interrompe il dottor Solo, però anche i suoi familiari mi consigliano di interromperla ogni tanto. Quelli non devono parlare neanche a casa. No. Questa volta l'applauso va bene. Dunque, tante sono le domande del pubblico, perciò faccio un salto pindarico, passo direttamente alla domanda più posta, diciamo, nella chat, che è quella che riguarda la questione dell'eolico, più in generale dell'energia nel territorio sardo. L'ha citata peraltro nell'argomento, diciamo, poco fa. La domanda è, qualche giorno fa ha detto che la protesta contro, diciamo, l'avvento di questi avventori esterni non basti, serve qualcosa in più. Che cosa serve per regolamentare o capire meglio l'argomento, Cottomani? Sì, rispondo subito, però siccome mi avete fretta prima, mi sono dimenticato di dire che nell'organizzazione della regione, no? Qualunque organizzazione oggi, no? Persino la scuola che molto spesso è ricatta, ma quale azienda, persino un'associazione di volontariato, quale azienda oggi non pensa alla sua organizzazione in maniera digitale? Non è che uno può continuare a pensare agli archivi, i faldoni, le abitudini del passato, è chiaro che la pensa in maniera digitale. Quando si parla di transizione digitale non è per fare il misnovo, perché dice, sì, ma mi piace, sì, è interessante, così abbiamo lo smartphone. No, perché è lì che cambia la qualità dei servizi, che cambia la qualità della vita delle persone, la possibilità di essere competitivi, di essere nel tempo di oggi. Sfido qualunque organizzazione a dirmi o a provare a immaginare che oggi stia utilizzando gli stessi sistemi, ad esempio, di 15 anni fa. Non è possibile, no? Chiunque organizza qualcosa oggi sta usando strumenti digitali diversi da quelli di 15 anni fa. Il sito della regione fino a un mese fa era quello di 15 anni fa. Quello di 15 anni fa, adesso l'hanno cambiato ma l'hanno massacrato, è molto peggio di quello di 15 anni fa. Purtroppo è la verità. Io ho persino imbarazzo a dire queste cose.
Ma nel frattempo che cosa è successo? Non c'è solo una piattaforma così informativa, eccetera, eccetera. Ma ancora non abbiamo risolto la questione della fibra in giro nei paesi della Sardegna. La fibra in giro nei paesi della Sardegna non vuol dire solo TikTok, vuol dire lavorare da casa, vuol dire telemedicina, vuol dire sicurezza, vuol dire 100 cose. La regione su questa cosa è bloccata da 15 anni fa, io lo posso dire con certezza, è bloccata 15 anni fa. E allora il 20% delle risorse pubbliche andranno spese in questa materia. Possiamo farlo con la testa di chi ha tenuto questa cosa bloccata per 20 anni o per 15 anni. Io credo che abbiamo una responsabilità seria, perché ripeto, perché chiunque di noi in questa sala è capace di comprare il biglietto, di prenotarsi un volo per l'altra parte dell'Europa e magari si prenota anche l'albergo, anche il piano di rientro, sa tutto, però prenotare alla fine una visita medica è ancora un sermandone. È dentro un sistema dove non ci si può neanche fidare, perché poi forse se la vuoi più vicina devi andare dall'amico, perché dietro il cubice sono sempre i posti vuoti a servizio degli amici, perché alla fine è un gioco non trasparente, e questo vale per una visita, vale ancora di più per un esame diagnostico, vale spesso, vale per gli interventi, vale per ogni cosa purtroppo. La transizione digitale incide sulla pelle di ciascuno e incide sul ritardo, su questo fardello di ritardo che stiamo consegnando, mettendo sulle spalle delle future generazioni. Ecco perché poi qualcuno è anche più invogliato a scappare. Ma mi permetto di dirlo. Perché è un tema, non è un tema per addetti ai lavori, è la vita di ciascuno di noi, no? Ora si dice quante ore della nostra vita passiamo, sì, qualche volta a perdere tempo, no? Ad accantarci sul video non sempre utilissimo, ma è il nostro lavoro. Proviamo a immaginarlo al contrario, il nostro lavoro di avvocato, di ingegnere, di professionista o anche di artigiano, di uno che deve ricevere un progetto che deve seguire, di un'impresa artigiana che deve fare una casa. Non esiste, sarebbe un ritorno inconcepibile. Però noi senza accorgerci stiamo ormai, direi, 10 anni dietro gli altri. Assolutamente sì, forse di più. Ed è una cosa che senza sapere, una tassa che senza saperlo paghiamo ogni giorno. Noi paghiamo la tassa anche sull'energia elettrica, certamente. La paghiamo sul fatto che nel passato si è fatto un piano energetico, qualcuno ne ha fatto un altro, diciamo, richiamo il fatto che andrebbero poi resi più impegnativi, più cogenti, con una chiarezza legislativa che oggi non abbiamo. A proposito non prego. Per rispondere a questa cosa. No, questo di chiarezza. Qualche tempo fa ci fu un sondaggio su cosa pensasse la gente della transizione digitale, che era citato. Il 50% delle persone chiedeva cosa fosse la transizione digitale. In Sardegna la transizione digitale cos'è? Cosa porta? Qual è l'idea di transizione digitale? Dove dobbiamo arrivare? Dobbiamo arrivare al fatto che da ogni paese della Sardegna, a direi anche dalle coste della Sardegna, perché non dimentichiamoci che noi d'estate abbiamo una quantità enorme di persone e spesso nelle coste di cui ci vantiamo tanto, ancora oggi non arriva la banda larga, ancora non arriva la fibra, tanto meno, ancora oggi
zone importantissime del turismo isolano sono attrezzate con ponti rari, con sistemi precari, con delle capacità ridicole gli albergatori si attrezzano come possono per superare quindi questo ritardo, questo disservizio che danno i clienti. Perché ci sono clienti, certo, che vengono per passare una bella settimana di vacanza, ma magari da casa 2 ore al giorno vogliono anche chiamare l'ufficio, vogliono anche collegarsi, vogliono fare una videoconferenza, vogliono rassicurarsi che tutto funzioni. Questa cosa è esclusa in molte delle nostre zone turistiche, è esclusa in moltissimi dei nostri paesi ed è esclusa persino in aree delle nostre città, perché non è vero che Cagliari o il Cagliaritano, la città metropolitana, sia tutta cablata. Ci sono le periferie, ci sono delle zone che invece sono fuori da questo. Quindi cosa vuol dire? Innanzitutto avere accesso alla rete. C'è Niki Grauso qui nel passato, lui aveva inventato un bellissimo slogan che era questo, che un giorno il diritto di accesso alla rete sarebbe stato un diritto essenziale come il pane. Oggi effettivamente il diritto di accesso alla rete è un diritto essenziale come altri diritti. In Sardegna oggi questo diritto non è soddisfatto. L'accesso alla rete è un conto, ma poi per fare cosa? Se noi abbiamo accesso alla rete solamente per comprare le cose degli altri, ordinare le cose degli altri, o navigare sui social, o divertirci, o distrarci, eccetera, ed è facilissimo appunto comprare un'assicurazione, ci pieghi 6 minuti per aprire un conto corrente in banca. Ormai trasferisci soldi come se stessi mandando un messaggino WhatsApp, però provate a pensare ai servizi della pubblica amministrazione. Transizione digitale vuol dire che ogni servizio della pubblica amministrazione non deve essere più difficile di aprire un conto corrente in banca. Non può essere, no? È per dire un'operazione delicata aprire il conto corrente in banca, trasferire dei soldi. Non può essere più difficile che prenotare un albergo a Helsinki, non può essere più difficile. Partecipare a un bando di gara, richiedere una borsa di studio, ottenere una risposta. Io ottengo delle risposte immediate ormai sulla rete per tante cose. Però ottenere una risposta dalla pubblica amministrazione. È chiaro che l'organizzazione va cambiata dalla regione. È chiarissima una cosa, che la regione deve investire nelle sue risorse umane, deve innanzitutto promuovere anche il ricambio, l'arricchimento, i nuovi concorsi, ne è stato fatto uno da poco e sembra che ci siano problemi, ma deve investire moltissimo nella formazione anche di quelli che ci sono. Bisogna formarli alle tecnologie che cambiano, alle modalità nuove, ai problemi nuovi, formare i dirigenti, i funzionari della regione, della pubblica amministrazione. Il mondo parla dell'educazione continua, no? Ora non è che vinci un concorso alla regione e hai finito, poi basta, no? E sta alla tua buona volontà decidere se vuoi continuare a informarti, studiare, impegnarti, ed è lasciato così alla buona volontà, e vi assicuro che c'è molta buona volontà tra i dirigenti della regione, ma non può essere lasciato solo a loro, no? Si devono dare gli strumenti per formarsi, per crescere anche loro. Allora sì che cresce la qualità della pubblica amministrazione regionale, la capacità di impegnare per i soldi, di spendere bene, di controllare la spesa e di metterla dentro un disegno generale che sia percepibile e che è percepito e che cambi la vita alle famiglie e all'intera società sana. Questo è il punto. E che cos'è la transizione digitale? La transizione non esiste più nemmeno il digitale, come dire, la transizione del motore. Ormai l'abbiamo data per acquisita, no? Che ormai stiamo già cambiando da motore a scoppio a motore elettrico.
e noi siamo ancora a decidere se dobbiamo utilizzare la transizione digitale o meno. La transizione digitale sta correndo più velocemente delle nostre parole. In questi ultimi mesi ci siamo abituati a sentir parlare di ChatGPT, di intelligenza artificiale generativa, di programmi accessibili con la facilità accessibili a chiunque si voglia minimamente ingegnare e che ti mettono quasi una risorsa prodigiosa tra le mani di generare testi, di generare musica, di generare video, di generare codici, programmazione addirittura, no? Sembra quasi che metta in discussione il lavoro o comunque lo agevolerà, lo renderà estremamente più efficiente il lavoro di quelli che una volta si chiamavano i programmatori, cioè che scrivevano in un linguaggio di programmazione. Ora l'intelligenza artificiale è capace di parlare l'inglese o l'italiano, che è fatto di 1000 sfumature, di sintassi, di un sacco di parole, di regole. E pensate che non sappia parlare le regoline basiche semplici del computer? È un linguaggio facilissimo da apprendere e infatti scrive il codice e ripensa anche tutto costringe a ripensare tutto quel lavoro. Quindi non siamo alla transizione digitale che deve interessare sì o no, siamo a quale transizione digitale? Alla seconda, alla terza, siamo al motore elettrico. Noi stiamo ancora decidendo se sì è vero, in effetti mi piace questa macchinetta diesel, sì è vero, ma c'è già di più. Però intanto il sito della regione è cambiato in page. Dunque, scusate, vorrei dire il contrario, perché ci abito anch'io in questa regione e probabilmente se fosse stato il contrario non sarei stato nemmeno qui oggi. Se fosse stato il contrario, non sarei stato nemmeno qui oggi. Se la Sardegna non fosse invasa da progetti per oltre 50 gigawatt di mega torri eoliche per terra, mare, o parchi fotovoltaici distesi enormi che si sovrappongono senza nessuna programmazione, se ci fosse stato un po' di cervello dietro tutto questo, probabilmente magari io stesso mi sarei sentito così che poteva bastare. Se ci fosse un'idea chiara di quello che sta accadendo nel mondo, nell'Europa, negli indirizzi che ci stanno dicendo, in quello che c'è scritto dietro questi programmi che comunque i dirigenti regionali a cui hanno lavorato, hanno approvato, sono stati approvati dal Ministero dell'Industria, dello Sviluppo Economico, sono stati alla fine approvati in sede di Commissione Europea, ma che cosa ci rimane di tutto quello? Niente. Cosa c'è nel dibattito pubblico? Nulla. Ci sono 2,5 miliardi di euro in cassa non utilizzati. E quindi ecco la necessità veramente che nessuno debba trascurare di metterci il proprio tanto di impegno. Quello che può va messo, perché comunque è un percorso collettivo, una comunità cresce tutta insieme, non ci può essere un'impresa ricchissima in mezzo al deserto o un'impresa sana che funziona in mezzo magari anche a una devastazione ambientale, o in mezzo alla disoccupazione, o in mezzo anche alla impossibilità di trovare le persone giuste per l'occupazione e per quei posti di lavoro. Perché comunque in Sardegna ci sono delle occupazioni che ormai dei lavori per i quali non si trovano candidature. Molte imprese si sono anche localizzate in Sardegna per prendere competenze tecnici, eccetera, eccetera, ma oggi è impossibile trovare alcuni tipi di competenze. Vabbè, è impossibile trovare tutto, è impossibile trovare medici, è impossibile trovare ingegneri, è impossibile trovare infermieri, è impossibile ormai trovare personale nelle reception degli alberghi, è impossibile anche trovare un taxi a Cagliari, ma questa è un problema nazionale. E quindi c'è da lavorare, no? C'è da lavorare.
Dunque, abbiamo una domanda. No, però ci torniamo. Abbiamo una domanda qua in prima fila, sta facendo segno dall'inizio, non vorrei... Io ricordo sempre a Federico Sias, a cui abbiamo chiesto di intervenire, che quando vuole, vi direi che in questo caso è farlo un applauso, visto che ha preso coraggio e dovuto... Io mi rispondo. Dunque, oggi abbiamo capito una cosa, quindi è stata ribadita da Renato Soro l'idea che lui partecipa alle primarie, con tutta la sua passione, la sua forza, eccetera, eccetera. Però, dico, il treno con la candidata in petto è già partito, i partiti stanno organizzando già le liste, anzi, i nostri consiglieri di opposizione, quei marziani che c'erano in consiglio regionale, ormai si vogliono ricandidare senza aver pronunciato una sillaba su che cosa hanno detto. No, aspettate che devo precisare. No, una sola. No, due, una va bene. Poi dico... Quante domande devi fare? Hai fatto la domanda? No, poi non avrò finito, ma tornando all'oggi, Io mi appello al nostro rispondiamo una domanda alla volta. Hai fatto una domanda bellissima e non voglio che mi sfugga la risposta. È una domanda interessantissima, ma mi interessa anche poco. Mi interessa poco, mi interessano i problemi della Sardegna, mi interessa analizzare i problemi, le opportunità, le risorse economiche, materiali, umane che ci sono. Mi interessa di parlare di queste cose, di queste cosettine mi interessa molto meno, non ho tempo da perdere. Abbiamo la seconda. La seconda è questa, siamo in una banca. Siccome siamo in una banca, allora si è parlato di transizione ecologica, di transizione eccetera, io voglio capire, ma sulla questione del credito in Sardegna, quali sono le proposte? Qual è l'idea? Qual è il che fare, posto che 5 persone 5 qui in Sardegna decidono della vita e della morte, anzi della morte delle imprese agricole, decidono dei nostri pastori, eccetera. Che fare? Interessante, mi permette anche di dire una cosa, non siamo dentro una banca. Questo qui si chiama Palazzo Cista, che comunque CISA è un termine che è entrato nella memoria collettiva, nella memoria di tanti imprenditori, artigiani, insomma, è una parola che ho imparato da bambino a casa mia, come me, tantissimi Sardegni. Si chiama Palazzo Cista, il ricordo di quella storia, dell'intervento della Regione Sardegna appunto nel credito e soprattutto nel credito diciamo per le imprese, non nel credito per il consumo, per le famiglie. Oggi questo è un posto di lavoro, di uffici che ospita anche una banca, ma ospita anche altri uffici importanti, credo che ci saranno altre centinaia di persone che popoleranno i piani di sopra nelle settimane prossime. E questo è uno spazio pubblico a disposizione di tutti, quindi fuori dalla banca, è uno spazio pubblico in questa città che in effetti di spazi pubblici non ne ha tantissimi purtroppo. Eravamo tutti abituati a utilizzare l'Hotel Mediterraneo, ma è ormai un cantiere da tanti anni. E io pensavo che sarebbe stata un'opportunità felice l'ex manifattura tabacchi, ma è un capitolo doloroso che non vorrei aprire, di un'opportunità diciamo mollata lì e non colta. Per quanto riguarda il credito, non ho ricevute per il credito oggi, il mercato è andato dove è andato. Quindi con la concentrazione ormai in Italia ci sono 4 gruppi bancari, forse 5, ma più tendenti al 4 che al 5. Il Banco di Sardegna è finito per stare dentro una di queste 4 aggregazioni, quella di Bipper, il vecchio Banco di Sassari è diventata una banca che gestisce solamente per conto degli altri del gruppo Bipper le carte di credito e cose di questo genere. In Sardegna ci sono solo pochissime esperienze di casse rurali e artigiane. E
Il mercato del credito comunque è diventato diverso, anche lì ci sono nuovi strumenti, ci sono anche lì nuovi strumenti accessibili digitalmente, accessibili anche da parte di offerte che non sono necessariamente sarde, che non nascono necessariamente in Sardegna. Ci sono fondi di venture capital, ci sono fondi di private equity, è tutto un mondo che è cambiato. Certamente diciamo, ci sono aree, è un'area importantissima come la filiera dell'ovicaprino, quindi dai pastori fino ai trasformatori, ai commercianti di formaggio, hanno delle esigenze che sono tipiche della nuova industria e che non sono facilmente soddisfatte altrove e possono essere soddisfatte solamente da un'attenzione storica che il Banco di Sardegna deve continuare a dare. Certamente la Regione Sardegna ha gli strumenti per dialogare, per sensibilizzare, per promuovere. Ma non può fare molto di più. Certamente con la Spheres, che ormai è diventata una società in house, che è nata anch'essa per promuovere lo sviluppo dell'industria nella nostra regione, ma che poi ha cambiato indirizzi per un po' di tempo. Con la Spheres forse si può riprendere l'idea di promuovere con maggior forza, con una maggiore incisività la presenza della politica creditizia della nostra regione. Però ci sono idee molto divergenti. C'è anche chi pensa che la regione debba uscire dagli aeroporti, figuriamoci se pensa che la regione deve entrare nel credito. Io penso che la regione deve dare uno sguardo al credito, non deve gestire il credito sicuramente, ma certamente deve dare uno sguardo per capire che cosa succede. Penso che sia sbagliato che il sistema pubblico esca dal controllo o dalla partecipazione importante dentro le porte più importanti di accesso della nostra regione. È un tema dibattuto e io ho su questo una visione chiara. Credo che stiamo sbagliando, e questo atteggiamento rinunciatario è assolutamente sbagliato. Il mercato è fondamentale, il sistema, diciamo, fino adesso migliore che abbiamo conosciuto di creazione di ricchezza, ma il mercato da solo non basta. Il mercato da solo ci porterà a uno che comanda tutti, sempre più polarizzazione della ricchezza e della povertà e senza vie di mezzo. E ci porterà il mercato da solo a servire laddove c'è la massima convenienza a farlo e dimenticarsi laddove invece non c'è nessuna convenienza economica a farlo. Si chiamano le zone a fallimento di mercato. L'Europa è piena di zone a fallimento di mercato. La Sardegna è una zona a fallimento di mercato in ampia parte. Altro che lasciare il mercato, è una demagogia che non può essere seguita. Ci saranno occasioni per parlarne più approfonditamente. Allora, prima di andare avanti con i prossimi interventi, c'è una domanda sospesa effettivamente da Torsugo, me l'ha ricordato anche lei, c'è la domanda sull'eolico e più in generale sull'energia in Sardegna, sugli avventori esterni. Mi sembrava già pronto, quindi non le rifaccio la domanda completa. Insomma. Naturalmente sembra quasi il tema di oggi in Sardegna, dopo quello dello stadio del Cagliari. Però, e quindi assolutamente un tema da affrontare, come può essere successo tutta questa roba qui, e come questa invasione, questo tentativo di invasione, e che cosa stiamo facendo per cercare di governarlo, di gestirlo, che cosa abbiamo fatto finora. Ho detto che la debolezza del nostro piano energetico e ancora di più la debolezza di questi ultimi anni è del fatto che il governo Draghi
dirlo, ha iniziato Conte, poi ha proseguito il governo Draghi, non per un capriccio, ma perché il governo italiano naturalmente è dentro il sistema europeo e il sistema europeo sta vivendo la transizione energetica e garantisce i fondi all'Italia, se anche l'Italia soddisfa le condizionalità che si è posta e quindi entro una certa data deve dire noi stiamo uscendo dalle fonti fossili e quindi vedi le fonti fossili sono diminuite del 8%, le fonti rinnovabili sono aumentate del 8%, quindi ha le sue scadenze, deve rendere conto se vuole che, come abbiamo imparato a leggere sui giornali, che la seconda tranche arrivi, poi i prossimi 14 miliardi arrivi, oddio il prossimo tranche non arriverà perché non abbiamo soddisfatto le condizioni che l'Europa ci sta ponendo. Quindi Draghi ha svegliato tutte le regioni, ditemi che cosa dobbiamo fare. Dobbiamo fare questo, abbiamo questo obiettivo, dobbiamo raggiungere questo obiettivo, noi pensiamo eventualmente che in Sardegna si possa fare questo, voi che cosa ne pensate? La Sardegna ci ha impiegato 11, 12, 13 mesi per dire che cosa ne pensasse, ma in realtà non ha proferito verbo e quindi il governo ha emesso il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per cui noi ci siamo visti piombare addosso, questo trasferire addosso questi obblighi o un pezzo degli obblighi europei senza discutere, senza confrontarci, senza dare il nostro punto di vista, senza governarlo. E oggi è un pochino più difficile, no? Entrare con i provvedimenti già presi. E quindi tutti si sono sentiti anche liberi di venire a presentare questi progetti in Sardegna, anche perché effettivamente è una terra benedetta da questo punto di vista, no? delle fonti rinnovabili. Io l'ho detto altre volte, lo ripeto anche qui, è una cosa ciclica, no? Si dice che in Sardegna noi abbiamo avuto una specie di servitù della legna al tempo, no? Quando le nostre foreste sono state depauperate, quando proprio la geografia della Sardegna è cambiata perché comunque il resto del paese aveva bisogno di legno pregiato che servisse per gli usi, si dice, delle ferrovie, di tutto quello che comunque all'epoca era importante, utilizzava il legno. L'abbiamo subito, naturalmente non abbiamo potuto governare in alcun modo, ha avuto le ricadute che ha avuto. Abbiamo subito lo sfruttamento delle miniere, l'abbiamo subito fino all'800, inizio del Novecento, abbiamo subito sotto tutti i punti di vista perché c'era un'economia abbastanza di rapina, sia verso il territorio, ma era anche un'economia, si può dire, molto aggressiva, di sfruttamento delle persone, dove la salute, la vita degli esseri umani non contava nulla, insomma, è inutile ripetere la storia di Buggero, dell'eccidio di Iglesias o quello che è successo o quello che hanno visto gli ospedaletti che c'erano a Bocca di Miniera. Che cosa ha lasciato quell'economia? Se andiamo nella zona di Argos, nella zona in tanti paesi, certe imprese sono andate via con degli immobili persino ancora abbastanza in ordine che si sarebbero potuti utilizzare, però hanno buttato giù i tetti in maniera da renderli dei reliquati per non pagare l'IMU. Imprese dello Stato, imprese importantissime, ricchissime, se ne sono andate come un esercito in rotta che distrugge i ponti, hanno distrutto quello che lasciavano per non pagare l'IMU. Questo è l'epilogo della nostra storia dello sfruttamento minerario. Io credo che abbiamo
vissuto senza governarlo abbastanza bene anche lo sfruttamento turistico, questa decisione delle seconde case, questa aggressione delle coste col modello delle seconde case invece che col modello dell'industria turistica, che magari sta aperta non un mese all'anno, 2 mesi all'anno, ma cerca di stare aperta 6 mesi, se sarà possibile un po' di più, che dà lavoro, qualche volta si spera non precario e ben retribuito, qualche volta anche qualificato. Comunque abbiamo costruito 300.000 seconde case, abbiamo depauperato sicuramente la bellezza costiera, accontentandoci di molto poco, perché l'abbiamo governato poco e male. È una serie proprio le chiamiamo di servitù, come ho provato a ricordare. Certamente non mi dimentico che in Sardegna noi abbiamo più di tutte le altre regioni italiane il peso delle servitù militari. E quando parlo di servitù militari, non intendo il fatto che magari una zona sia interdetta o che per andare a Roma anziché fare la linea dritta dobbiamo piegarci 5 minuti in più e molto carburante in più, qualche volta 10-15 minuti in più perché non possiamo attraversare dei pezzi di cielo. Quelle effettivamente sono delle servitù fastidiose, ma il nostro problema è che abbiamo i poligoni, che abbiamo interi territori della Sardegna sottratti all'uso civile, dove si bombarda in tempo di pace, lo fanno l'esercito italiano, gli eserciti degli altri paesi che pagano per venire a fare questo servizio in Sardegna. Lo fanno ormai da 60 anni. Da 60 anni noi ci siamo presi questa parte, è la parte che ci tocca. Io credo che non ci debba toccare per sempre, perché anche alcune cose che servono per sempre si debba non dimenticare di affrontarle e possono essere affrontate. Ma uno dice no, ma una volta che ho sentito il consiglio regionale diceva ma lei sta scherzando, se chiude la base militare lei non ha idea di quante pizzerie ci sono la sera piene di gente, viene da ridere, ma una persona che ha avuto responsabilità importanti nella nostra regione, sarà agli atti del consiglio regionale, non può andarsi a leggere, ha citato le pizzerie aperte la sera a Tiolana per giustificare la presenza di un'attività militare, non di una servitù militare, di un'attività militare, diciamo, che è costosa e che sicuramente ha fatto sì che quel territorio lì oggi non abbia lo stesso livello di crescita e di benessere del territorio di Arzachena o del territorio di Alghero o anche del territorio di Santa Teresa di Gallura o anche del territorio di Villassiminos. Quindi l'economia militare non ci ha portato ricchezza, l'economia militare economia e militare forse sono due parole che non dovrebbero stare mai assieme. È una necessità che va gestita, anche questa è una necessità, è una triste necessità, ma è una necessità. Ma diciamo la Sardegna non può essere chiamata da sola a pagare il prezzo di questa necessità. Ma l'ho citata per dire che è una serie di servitù. Ora sembra che effettivamente l'Italia debba rispondere alla necessità di presentare bene i propri conti a Bruxelles, accelerando questa transizione energetica. È molto interessante. Noi la transizione energetica la vogliamo assolutamente, noi vogliamo contribuire al miglioramento della qualità dell'aria, vogliamo il miglioramento della qualità dell'aria per noi, vogliamo condizioni di vita più salubri per le persone che vivono nel Sulcis, che vivono attorno a Porto Torres, che vivono a San Roque, nelle zone di maggior impatto, che subiscono un impatto ambientale maggiore dovuto alle industrie delle produzioni di energia da fonti fossili. Certamente lo vogliamo, ma lo vogliamo governarlo. Dove? Quanto? In favore di chi?
Dobbiamo solamente assistere alla rincorsa del più forte, di quello che sgomita di più, che decide lui dove andare, ed è lui che ne trae pochissimi benefici, o è una cosa, o può essere un atteggiamento diverso. Perché la transizione digitale, o meglio, gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, diversamente dagli impianti per la produzione di energia da carbone o dal gas o da altre fonti energetiche, sono impianti che non danno lavoro. Andate a vedere quanta gente lavora in un impianto di torri eoliche di 100 megawatt e andate a vedere quanta gente lavora in una centrale tradizionale da 300 megawatt. Quindi è una transizione energetica, ma è anche una transizione del lavoro che in qualche modo verrà a mancare. E quindi è una cosa che dobbiamo governare anche da quel punto di vista. E quindi è solamente a beneficio di chi ottiene l'autorizzazione, poi magari la rivende il giorno dopo e diventa ricco. Oppure deve essere anche a beneficio di tutte le politiche attive che servono per rendere nuovamente occupabili quei lavoratori lì che dovranno essere impegnati in altre attività. E ancora, molti di noi hanno avuto la possibilità di mettersi l'impianto fotovoltaico nel tetto di casa. Stiamo bene, abbiamo abbattuto la nostra bolletta elettrica, ci fa piacere, siamo persino orgogliosi di sentirci così virtuosi nel diminuire l'impatto ambientale della nostra casa. L'abbiamo fatto noi per le nostre famiglie, lo stanno facendo molte imprese, molti artigiani, persino molte imprese agricole. Chi ha potuto lo sta facendo. E la Regione ha iniziato a fare nel passato alcune cose, ma il sistema pubblico regionale, il sistema degli ospedali, il sistema delle scuole, il sistema degli uffici pubblici, il sistema idrico integrato che spende un sacco di soldi nel spostare l'acqua da una parte all'altra. Perché non può mettersi il fotovoltaico sul tetto? Oppure mettere lei le sopra le eoliche? O fare lei i suoi campi fotovoltaici nelle tante zone che necessitano il recupero ambientale, cavi dismessi, le zone di Porto Torres, le zone di Porto Verde, le zone di Ottani, le tante zone, Isili, tutte zone che sono state ben individuate dalle imprese e che se le stanno giocando ai dadi. Magari che noi come sistema pubblico stiamo trascurando, invece abbiamo la responsabilità di utilizzarle appunto noi direttamente per azzerare la bolletta della pubblica amministrazione sarda e quindi dei contribuenti sardi, per rendere più competitivi le imprese, rendere più competitive, far costare di meno l'acqua agli agricoltori, far costare di meno l'acqua alle famiglie se vanno a spendere di meno in energia elettrica. Le comunità energetiche, quelle comunali, ma a questo punto più ampie, con una dimensione più ampia, per abbattere la bolletta energetica delle famiglie. Insomma, è una risorsa che ci siamo trovati a casa, ma la dobbiamo veramente regalare agli altri anche questa. Gli altri abbiamo imparato, vivevano nelle tende, ma hanno imparato molto presto a non regalarla. E oggi non la regalano affatto. E oggi condizionano il mondo. C'è stato un momento che ci hanno mandato a piedi per interi fine settimana, il più giovane non è se ne ricordo, no? Il periodo dell'austerity. Insomma, hanno governato in qualche modo persino i modelli economici globali. E noi cosa facciamo? Stiamo lì, guardiamo, assistiamo, oppure perché qualcuno anche aiuta, pensa di essere moderno, aiutando queste imprese ad occupare il territorio. Quindi so che esiste anche una proposta del centro-sinistra portata recentemente in Consiglio regionale per la costituzione di un'agenzia sarda per l'energia. Ora, il titolo è interessante, ma bisogna certamente riempirla di contenuti. Non aver paura
di fare quello che per esempio la politica sarda nel 1952 aveva fatto. Aveva costituito un ente per l'energia, perché pensava che le imprese dell'epoca non fossero in grado di aiutare la società sarda che rinasceva dopo la fine della guerra, non erano in grado di fare abbastanza, non erano in grado di fare abbastanza anche in maniera economica e adeguata alle necessità della Sardegna. Poi è arrivata la centrale vicino a Carbone, non mi ricordo come si chiama, vicino a Sant'Antioco. Si sono mosse le cose, poi è arrivata la nazionalizzazione dell'Enel ed è cambiato tutto. Ma oggi quella nazionalizzazione è finita e noi siamo lì che guardiamo passivamente, scorribande, bardane di uffici tecnici che vengono a chiedere autorizzazioni, come ho già detto spesso da rivendere, e che a noi non ci porteranno nessuno dei benefici, nemmeno posti di lavoro, perché dietro un campo eolico ci sono pochissimi posti di lavoro. Qualche volta danno una briciolina al comune, ci stanno prendendo, un po' in giro, non può essere quello. Quindi direi di chiamare a questo punto Federico Sias, il rappresentante degli studenti, l'ha presentato all'inizio il dottor Soro, un bel applauso. E poi direi anche, dottor Soro, se non ha nulla in contrario, di dar spazio al pubblico, perché le domande ormai sono migliaia, lo anonimo c'è anche... Scegliere qualcuno, io sarò collegato. Grazie soprattutto dell'invito, buonasera a tutte e tutti, è un piacere poter portare, è un piacere poter portare un po' anche le istanze, un po' una riflessione da parte del mondo studentesco, soprattutto dell'università, di cui ancora faccio parte nel mondo della rappresentanza. Sono stato senatore accademico, presidente del Consiglio degli studenti dell'Università di Cagliari fino a pochi mesi fa. I temi di cui vorrei trattare, che sono anche di competenza concorrente della Regione, sono innanzitutto il problema che credo sia il più sentito ultimamente, anche in vista anche di un mancato rinnovo da parte della Giunta Solinas delle agevolazioni sui trasporti agli studenti, agevolazioni che erano state istituite dalla Giunta Pigliaru, che prevedevano una scontistica sugli abbonamenti del trasporto pubblico del 80% per chi ne faceva richiesta con un ISEE inferiore ai circa 24.000 euro e del 60% per tutti gli studenti, anche chi non presentava ISEE. Ultimamente, al rinnovo nel mese di settembre, gli studenti con un'età superiore ai 27 anni si sono ritrovati privati di queste agevolazioni. Quindi è stata data un'età allo status di studente. Questo credo sia un'assurdità, perché uno, come io faccio il mio esempio, io ho 27 anni, ho deciso di iscrivermi all'università a 21 e non appena ho terminato gli studi superiori, e spero di laurearmi prima del mio 28° anno di età, per non dover pagare totalmente l'abbonamento del treno. Io vengo da Iglesia, per esempio, un abbonamento mensile di Trenitalia da Iglesia a Cagliari è di 70 euro. Quindi per delle famiglie anche che hanno un ISEE bassissimo, anche 70 euro ogni mese, da sommarsi poi, se non sono i borsisti o comunque hanno agevolazioni da parte dell'università, da sommarsi alle tasse universitarie. Un altro grande problema che è presente in Sardegna, una alla volta, come ho fatto prima, così affrontiamo un problema alla volta.
primo era questo appunto della mancanza del rinnovo, poi sì. No, io, se mi permettete, se è possibile, prenderei tutte le sue sollecitazioni, poi proverei a rispondere in maniera anche un pochino più articolata su un tema così importante. Sì, il tema dei trasporti sicuramente è uno dei temi che in questo momento, anche come rappresentanza studentesca, abbiamo provato a portare avanti nelle sedi di competenza. Un altro problema è sicuramente che stiamo vedendo, un problema che non è solo della Sardegna ma è espanso a tutta Italia. In Sardegna lo stiamo sentendo maggiormente per via della grande crisi economica che attraversa la Sardegna, che è il problema del calo degli affitti. È impossibile ormai trovare a dei prezzi ragionevoli una stanza in affitto a Cagliari. Le case dello studente è stata inaugurata dopo 20 anni, finalmente sono voluti 20 anni per inaugurare il campus di Viale La Playa con 240 posti letto. Se ci mettiamo 20 anni, se mi permettete questa battuta, 20 anni per costruire 240 posti letto, credo che non risolveremo mai il problema degli alloggi per gli studenti in Sardegna. Questa ovviamente è la situazione di Cagliari, che è quella che conosco personalmente. Fare gli studenti pendolari è possibile per me che vengo da Iglesias, è possibile per uno studente che viene da Carbonia, che viene da Oristano, ma uno studente che vive in un paese dell'entroterra della Sardegna, dove i collegamenti non sono frequenti, dove per arrivare magari a Cagliari ci vogliono anche 4 ore di viaggio, e però non può permettersi una casa a Cagliari. Com'è possibile? Noi dalla nostra parte, come rappresentanti e come Ateneo, abbiamo provato anche a fare una proposta che è stata presentata quando ero Presidente del Consiglio degli Studenti, era creare delle fasce, analizzare, fare uno studio di come erano distribuiti i trasporti all'interno della regione e creare delle zone dove c'era una scontistica maggiore magari sulle tasse per chi arrivava da zone della Sardegna difficilmente raggiungibili. Ma la regione in questo come può intervenire, come può aiutare? Un altro problema, questo è l'ultimo ed è una nota di critica anche verso la giunta Solinas. L'ente regionale per il diritto allo studio di Cagliari, perché l'ente di Sassari non si è praticamente mai fermato, ha visto la nomina del suo CDA dopo 19 mesi dalle elezioni che sono state svolte all'università. Quindi l'università aveva eletto il loro componente studentesco, il loro componente docente, mancavano i 2 componenti del consiglio regionale. Io personalmente ho incontrato il presidente Pais 3 volte, anche grazie all'aiuto di persone come Massimo Zedda, Piero Comandini, Francesco Agus, che hanno interceduto per aiutarci a incontrare, e ogni volta venivamo rimandati più e più volte. Risolto il problema della nomina da parte del Consiglio regionale, c'è stata poi il problema della nomina del Presidente, che spettava al Presidente Solinas, e lì abbiamo aspettato altri 4 mesi. Ritrovavamo con l'ingegner Camuglio, che era l'allora commissario dell'ERSU, dove la regione ancora pensava che il dottor Camuglio fosse in carica, invece l'ERSU è rimasto in carica per quasi 1 mese e mezzo senza commissario, in quanto era scaduto il rinnovo del commissariamento da parte della regione, ed è stato fatto notare da noi durante una riunione. Mi ricordo con la capo di gabinetto del Presidente Solinas. Queste sono tutte disattenzioni verso un mondo dell'università, e non cito il mondo dell'istruzione superiore, che anche quello ha davvero gravi problemi. Questo comunque è il mio contributo alla discussione. Questo è un contributo importantissimo.
discorso, io credo che non possa commentare nulla, insomma ognuno può darsi la sua risposta, no? Al fatto che per 2 anni l'ente che deve garantire il diritto allo studio dell'Università di Sardi sia rimasto senza governo, o che persino le rappresentanze non potessero essere nominate perché le istituzioni non le nominano, perché per sciatteria, per trascuratezza, o perché non si mettono d'accordo nemmeno nell'indicare il nome. Ognuno dia la sua risposta a questo modo di fare. Abbiamo parlato di università, che è l'ultima parte, diciamo, di un percorso di studi che inizia con i bambini di 3 anni, con la scuola materna, le scuole elementari, le medie e gli superiori. Ed è un percorso anche che va visto tutto assieme, perché qualche volta, perché troppa gente si ferma per strada, troppa gente abbandona anzitempo, troppa gente non arriva all'università, e oggi le facoltà universitarie si lamentano anche che chi arriva non ha le competenze necessarie per affrontare il primo anno, si stanno attrezzando per rifare corsi di matematica, alcuni dicono che scrivono molto male, fanno fatica ad avere un metodo di studio, insomma c'è una difficoltà anche nell'affrontare questa ultima parte di un normale percorso di studi. Tra le cose che propongo che debba essere fatta subito, abbiamo parlato di organizzazione, no? della legge statutaria, di organizzazione della Sardegna, abbiamo parlato dei piani. Una cosa da fare subito è dare delle risposte immediate al sistema sanitario della Sardegna, questa mancanza di medici, senza cambiare l'organizzazione, ma cercando di farla funzionare questa organizzazione, senza cambiare più nulla, perché se continuiamo a cambiare non usciremo mai dal caos. Far funzionare le regole che si sono date e poi vedremo. L'altra cosa da fare immediatamente, che a me sta a cuore, è fare una legge sulla scuola. Se diciamo che il futuro è un mondo della conoscenza, del sapere, se dobbiamo costruire una Europa più intelligente, più istruita, vuol dire costruire, realizzare, immaginare, realizzare una Sardegna più istruita, più competente, più ricca di sapere a tutti i livelli. Non possiamo dimenticarci del sistema scolastico, perché il sistema scolastico non è la Sardegna di oggi, diciamo, ma è la Sardegna di tra qualche anno, e noi certamente dobbiamo guardare alla povertà di oggi, alle bisogni di oggi, alle difficoltà gravi di oggi, ma dobbiamo fare in modo che non ci sfugga la situazione di mano e continuiamo a preparare a preparare appunto la povertà o i bisogni o la difficoltà del domani, una specie di trappola da cui noi non riusciamo a uscire. Abbiamo le difficoltà di oggi e sembra che trasferiamo, diamo in eredità alle future generazioni le stesse difficoltà, forse persino maggiori, perché in futuro i lavori di una volta che si potevano affrontare anche con un livello di istruzione, con un livello di competenze molto basso, semplicemente non ci sono più, o sono presi da altri lavoratori, sono presi da altre persone, e sono lavori che i nostri figli, i nipoti non vogliono più fare, nemmeno noi saremmo felici di immaginare per loro un futuro di quel genere lì. Certi lavori non li vuole più fare nessuno, tant'è che anche per quello le campagne si desertificano, anche per questo c'è un problema di trasferimento aziendale in agricoltura, nell'allevamento o persino in tradizionali attività artigiane, prestigiose, belle, ricche di storia. Oggi c'è bisogno di questa istruzione. Noi
ci stiamo trascinando l'idea che l'istruzione la regione non se ne debba occupare, che sia un problema dello Stato, perché tanto è lo Stato che paga gli stipendi, è lo Stato che paga il personale, ai professori, al personale ausiliario, è lo Stato che organizza le scuole, che ne apre una, ne chiude un'altra, che decide sui libri, decide sulle materie scolastiche, decide sulle autonomie, è lo Stato che trasferisce i soldi all'università e noi assistiamo da lontano, poi ci lamentiamo, cioè, però hanno chiuso la scuola nel mio paese, vogliono chiudere la scuola nel mio paese, stanno chiudendo un'altra autonomia scolastica, ci lamentiamo perché vediamo che ci sembra che i ragazzi non tutti stiano apprendendo quanto necessario, le statistiche, questi famosi test OCSE-PISA o Invalsi ci mettono agli ultimi posti. Dico, cosa sta succedendo nelle nostre scuole? Ma non reagiamo, o al massimo protestiamo per chiudere una scuola. Eppure in realtà non è vero che non abbiamo competenze, non abbiamo le competenze del nostro statuto, ma con la riforma del famoso titolo V della Costituzione dell'inizio dell'anno 2000, alle regioni a statuto ordinario, ma anche alle nostre regioni, a tutte le regioni quindi è stata data competenza concorrente in materia scolastica. La scuola e l'istruzione è un fatto fondamentale e non è più lasciato nelle mani dello Stato, è attribuita in maniera prioritaria allo Stato, ma con la concorrenza, con la collaborazione, con la partecipazione, l'attenzione di tutte le regioni. E infatti alcune regioni a statuto speciale hanno fatto dei passi avanti, per esempio addirittura sono arrivati a pagare loro i professori, la scuola in Trentino Alto Adige è il Trentino, non è più la scuola centralizzata, dello Stato italiano. Altre regioni naturalmente si sono organizzate su come dare il loro contributo, su come attivamente assumersi questa responsabilità concorrente. In Sardegna noi non l'abbiamo ancora fatto. In un altro tempo, in effetti, mi sarebbe piaciuto arrivare ad approvare la legge sulla scuola, è stata portata in Consiglio regionale, si è discusso, si è dibattuto, si è confrontati sul fatto se la pubblica amministrazione, quindi la regione, dovesse sostenere e finanziare solo la scuola pubblica o anche la scuola privata, la scuola di indirizzo religioso, e su, diciamo, temi anche ideologici ci si è confrontati e comunque non si è riusciti ad approvarlo. Sono passati tanti altri anni, oggi è ancora lì, dobbiamo approvare una legge sulla scuola. Dobbiamo approvare una legge sulla scuola. Noi oggi diamo, la scuola, abbiamo detto, inizia la scuola materna. La regione tradizionalmente, da tempo, si porta dietro il sostegno a una politica che è servita, che ha colmato dei vuoti, e cioè la scuola materna. Ricordate, la facevano solamente le scuole, no? Gli istituti religiosi. Ancora oggi la regione trasferisce circa 20 milioni di euro all'anno, così non più alle scuole, solo alle scuole, ma anche ad alcune cooperative, anche ben conosciute, ma senza una pianificazione organica, senza un'idea precisa e anche senza un confronto preciso tra quello che accade tra offerta così privata, chiamiamola così, privata o confessionale, e l'offerta pubblica, perché ormai quel vuoto si sta formando, sempre più comuni in più comuni c'è la presenza della scuola materna. Ma noi siamo totalmente fuori dalle scuole elementari, al massimo i comuni pagano la bolletta elettrica o fanno alcune cose, siamo totalmente fuori dalle scuole medie e superiori e non partecipiamo a colmare le difficoltà e i risultati non all'altezza delle necessità della scuola sarda. Quindi la prima cosa, la legge sulla scuola, la legge sull'istruzione in Sardegna, che dovrà essere anche discussa con lo Stato,
che ci permetta di essere parte attiva nel dimensionamento scolastico, nel decidere dove si apre, dove si chiude una scuola, di decidere l'organizzazione delle autonomie scolastiche. Secondo me, nell'intervenire nella scuola nel tempo pieno per fare in modo che il pomeriggio nei piccoli paesi, nei paesi ci sia aperta una scuola dove si rafforza le competenze di base, dove magari ci sia l'insegnamento di materie informatiche, insegnamenti di musica, insegnamenti di fotografia, cinema, le materie che interessano i ragazzi oggi e che magari sarebbero anche capaci di distoglierli a volte dalla piazza o dal bar o da TikTok. Quindi la legge, intervenire rafforzando le competenze, intervenire tenendo aperte le scuole, pagando il personale che le deve tenere aperte, pagando chi deve intervenire, i tutor o i professori nel pomeriggio, eccetera, eccetera. Intervenire per ribaltare la situazione. Noi abbiamo uno dei livelli più alti di dispersione scolastica, abbiamo una specie di analfabetismo di ritorno perché chi ha avuto un'educazione un pochino molto precaria, poi con gli anni la perde, non è che rimane stabile, la perde, abbiamo dei problemi seri, se vogliamo una Sardegna diversa per il futuro, ci dobbiamo impegnare serissimamente. Le statistiche europee ci dicono che dovremmo tendere velocemente a fare in modo che almeno il 50% della popolazione attiva abbia un diploma di laurea o un cosiddetto istituto tecnico superiore. Abbia una laurea, chiamiamola così. Abbia una laurea. Il 50% della popolazione attiva, ma noi siamo molto lontani dall'averla nella popolazione inferiore ai 30 anni, per non parlare della popolazione inferiore ai 28 anni. Abbiamo un tasso di abbandono scolastico enorme e poi abbiamo un tasso di abbandono universitario enorme. Ma l'economia della Sardegna in futuro come si confronterà con le economie dove c'è un 60% di laureati, se noi abbiamo un 60% con la scuola media? È presto detto, no? È come mettere a giocare le persone della Serie A con le persone, quei dilettanti a imparare. Noi questa è la Sardegna che ci prefiguriamo, e questa è la Sardegna che vogliamo, facciamo finta che ci dobbiamo attardare a ragionamenti di che cosa? Quindi, se questo il mondo che si prefigura, e se questo deve essere invece l'obiettivo della politica sarda, è chiaro che non possiamo stare qui a parlare di quanto costa l'abbonamento ferroviario da Ilesa, ma dobbiamo andare a prendere a casa gli studenti e se possibile coccolarli perché rimangano a lezione, dargli una palla sulle spalle con gli esami che superano e premiarli appena sono laureati e indirizzarli gratuitamente ad avere un livello di istruzione ancora più alto, di dottorati perché serve anche quello, no? Quindi non possiamo stare qui a contare i chilometri e la scadenza dell'abbonamento ferroviario. La linea, l'orizzonte è totalmente diverso, stiamo parlando di cose diverse, stiamo parlando di fare in modo che la Sardegna non sia l'Africa d'Europa in futuro, no? E che abbia un livello di istruzione, un bagaglio di competenze, di conoscenze paragonabile a quello dell'Europa, del resto d'Europa. E non cantarcela tra di noi, ma siamo bravi, siamo brevi, abbiamo anche il pane calendario, tutto bene. Sì, assolutamente. Abbiamo due domande dal pubblico,
Io devo fare un applauso visto che c'è qualcuno che ne ce la fa. Ciao Renato, ti saluto perché sai benissimo chi sono, noi siamo qua perché facciamo finta un po' di essere già nelle primarie e quindi noi di Liberi ti rivolgiamo delle domande come se tu fossi un candidato alle primarie del nostro centro-sinistra, che poi è quello che noi vorremmo e continueremo a portare avanti. A noi, non te lo nascondiamo, è piaciuta la tua prima giunta, le tante battaglie che hai fatto e tanti risultati che hai raggiunto, che ad oggi ancora ringraziamo che ci sono state, come appunto salvare le nostre coste. Ti ho sentito, adesso forse mi hai rubato anche già la risposta quasi, su quello che è un elemento fondamentale che noi portiamo avanti come rappresentanti del mondo dell'autodeterminazione. Noi vogliamo una Sardegna autodeterminata, vogliamo una Sardegna che è capace di autodecidere sul proprio territorio, di autogovernarsi. Ti chiedo questo allora, 70 anni fa è stato costituito Comipa, ma era una farsa e tu lo sai bene perché nel 2004 hai lottato tanto per questo e dentro questo sistema dove a fronte... Comipa è il comitato misto paritetico, Esatto. è un misto e paritetico tra i rappresentanti della regione Sardegna e i rappresentanti dell'esercito italiano che dovrebbero decidere periodicamente sull'agenda delle esercitazioni militari, sulla tipologia delle esercitazioni militari e anche sulle armi usate. E dovrebbe essere nella lettera, è uno strumento di grande democrazia, approvata tanti anni fa, di grande democrazia che parte dal presupposto che l'attività militare è necessaria ma deve essere la più lieve possibile, la più leggera possibile e anche quella più equamente distribuita nel modo più equo possibile e anche non essere, di disturbo alla normale attività sociale. Sì, è una legge democratica, ma del tutto inapplicabile. Esattamente, perché fondamentalmente abbiamo solo un parere consultivo, per cui sistematicamente, come è successo l'altro giorno, loro chiedono il parere, noi diamo un parere negativo, ma loro poi dicono che vanno autorizzate lo stesso e quindi si procede alle autorizzazioni. Allora ti chiedo questo: quando andremo al governo della Sardegna, cosa facciamo per scardinare questo meccanismo, Renato? Il Comipa funziona così, l'ho raccontato qualche volta, non lo racconto adesso per non appesantire. Il Comipa può bocciare una proposta, una richiesta di attività militare nei nostri poligoni, poi però arriva una lettera intanto non tutti i Comipa lo fanno tutti coraggiosi, qualche volta non è così coraggioso il comitato misto paritetico. Negano l'autorizzazione e poi arriva una lettera del ministro della difesa con un timbro che mi dice supero il parere del Comipa per esigenze inderogabili della difesa, qualcosa del genere, per le superiori esigenze della difesa, dice quel timbro. E il ministro autorizza. Il Presidente della Regione a quel punto può scrivere al Ministro e al Presidente del Consiglio e gli dice: caro Presidente del Consiglio, guarda che il Ministro sta facendo della cattiva, il Comitato Misto Paritetico ha negato l'autorizzazione e lui ci sta dicendo che la vuole per forza. E allora il Presidente del Consiglio, dei Ministri, è obbligato a chiamare il Presidente della Regione Sardegna in sede di Consiglio dei Ministri, lo fa sedere in quel tavolo tondo che abbiamo visto. Io ci sono andato 2 volte, ho portato la mia posizione e abbiamo, credo, fatto delle cose. Bisognerebbe andarci sempre, continuare a protestare,
non credere nell'economia delle pizzerie e credere di essere... Bene, direi di chiudere, però l'ultima domanda la devo fare perché è in assoluto la più richiesta. Sono circa 10 le domande al riguardo. La domanda in questione si riporta alla primissima fase del nostro dibattito di oggi. Molti hanno capito, forse sperano, che la sua candidatura avverrà a prescindere dal Partito Democratico. È corretto sì o no? Una domanda un po' diretta però. No, è diretta. È diretta e merita una risposta. Io preferisco non fasciare la testa prima di essere nella rotta, no? Quindi evitiamo di immaginare scenari catastrofici. Poi ho grande fiducia nella ragionevolezza del centro-sinistra sardo, che in un mondo che si apre, che chiede trasparenza, che chiede di partecipare e che bisogna sollecitare ulteriormente a partecipare alle decisioni importanti, non decida di chiudersi, rintanarsi in se stessi, in poche persone a decidere queste decisioni. Sappiamo che tantissimi argomenti rimangono esclusi purtroppo a questo dibattito, uno fra tutti i trasporti, però a meno che non ci vogliamo lanciare in un ultimo sprint per rispondere. Sui trasporti? Sui trasporti è evidente che hanno sbagliato tutto dall'inizio di una che hanno veramente indispettito la Commissione europea, che quindi adesso effettivamente sta negando pure i buoni diritti della comunità sarda, della regione sarda. Hanno insistito con questa idea che la continuità territoriale debba avere la tariffa unica, e cioè lo stesso prezzo per un cittadino sardo che deve andare a studiare fuori, o che deve andare a trovare il figlio, o che deve andare a lavorare fuori, o che ha un viaggio da fare, lo stesso prezzo per soddisfare, sostenere il diritto alla mobilità dei sardi, lo stesso prezzo per i turisti, e cioè per sostenere la competitività degli alberghi della Sardegna. Non funziona così. Ci sono delle regole per sostenere i diritti e delle regole per sostenere la competitività delle imprese. E questa roba, in maniera demagogica, non è riuscita a entrare nella testa dei nostri amministratori. Ed è entrata troppo tardi, e per quanto siamo troppo tardi non è entrata ancora, perché ho sentito il responsabile della Commissione Trasporti del Consiglio Comunale, regionale, che è anche il rappresentante, è il capogruppo del partito di maggioranza relativa attuale, che dice perché noi siamo per la tariffa unica. Ok, va bene, Direi che per oggi è tutto. Io vi permetto la nuova relazione di invitarvi al prossimo appuntamento con la Sardegna di oggi e del futuro, che sarà sabato a Sassari in piazza Santa Caterina. Va bene? Grazie veramente di cuore per essere venuti, per aver